Proprio oggi, mi è capitato tra le mani questo volumetto che appartiene ad una enciclopedia per ragazzi che si può trovare qui nella Biblioteca Valgrande. E sfogliando le pagine di questo libro mi è balzato agli occhi l'immagine di Galileo Galilei. Ma perché proprio Galileo Galilei? Secondo me non è un caso. Pensate che tra il 12 e il 13 marzo 1610 è uscito Sidereus Nuncius, che è un trattato che ha rivoluzionato il mondo dell'astronomia, scritto proprio da Galileo Galilei. Galileo Galilei che in quel periodo ha vissuto e frequentato la città di Padova. Infatti i segni della sua permanenza patavina si possono trovare presso il Bo, che è la sede dell'università e dove c'è la cattedra dove Galileo Galilei teneva le sue lezioni. Però anche nella città di Padova si possono trovare i segni del suo periodo e del suo soggiorno nella città attraverso infatti gli appartamenti che lui ha vissuto nella città di Padova. Ma voi lo sapevate che Galileo Galilei si era appassionato anche di enogastronomia qui in Veneto? Se siete curiosi di saperne di più, vi invito a scriverlo qua sotto e io vi dedicherò una prossima ciaccola. Ciao!